Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi in questa motoavventura ci dirigiamo verso Olbia, in particolare verso la località Cabo Ambas, e visiteremo il suo nuraghe Rio Mulino. Sì, avete sentito bene, Olbia ha il suo nuraghe chiamato Cabo Ambas o Rio Mulino. Abbassate le visiere, tenetevi stretti e andiamo ragazzi. Attraversiamo il Bio Village e ci dirigiamo verso il bivio per il monte Cabo Ambas. Eccoci arrivati al bivio, saliamo per questa strada serrata che ci conduce su al monte Cabo Ambas. Vedete? Qui c'è un nuraghe Cabo Ambas o Rio Mulino. Quindi è una strada serrata, percorribile. Il fondo è bello solido. Belle buche, infatti qua di nuovo asfaltato. Ecco qua, andiamo per nuraghe Cabo Ambas. Eccoci arrivati al piazzale, quindi siamo già arrivati al piazzale di Cabo Ambas. Iniziamo questo percorso di risalita verso il nuraghe Rio Mulino. Vedete qua il percorso è segnato da un ciottolato in pietra che si alterna a graduni. Facciamo una full immersione tra la macchia mediterranea. C'è un profumo stupendo di vegetazione. Ecco qua, iniziamo la nostra scalata verso la vetta, verso ciò che resta di questo antico nuraghe, quindi di epoca nuragica. Stiamo parlando del 1500-1400 avanti Cristo. Continuiamo la nostra arrampicata sulle orme del tempo verso quindi il nuraghe Rio Mulino. Vedete, ci stiamo addentrando ancora di più verso la vegetazione
ci vuole un po' di fatica, ma il panorama ripagherà di tutta la fatica. Veniamo di qua, c'è un bel sole, quindi una volta arrivati in cima dovremo avere una visuale nitida sul golfo di Olbia. Ecco qua, si inizia a intravedere le mura che dovrebbero essere i ruderi del nuraghe o della cinta muraria. Vedete, deposita l'acqua nella pietra. Siamo quasi arrivati al primo step. Ecco qua, questo è proprio l'ingresso della cinta muraria, che come caratteristica di questo nuraghe è proprio il fatto che, a differenza degli altri, presenta tutto intorno a sé appunto un muro di recinzione, spesso ben 4 metri, vedete quanto è largo, e presentava 2 ingressi contrapposti, uno a nord e l'altro a sud. Siamo attraverso la muraglia e ci incamminiamo verso il castello, verso il nuraghe. Vedete, questa è un'altra visuale. Teniamo questo percorso di arrampicata e qui seguiamo questa scalata qua si vede la cinta muraria. Finiamo questa scalata e questi sono i ruderi del nuraghe. Adesso proviamo a salire sopra il nuraghe, se si può entrare all'interno. 2, il tracciato. Wow, guardate che spettacolo, panorama incantevole sulla marina di Olbia. Capite che si è nascosto il sole. Vediamo qua i ruderi del nuraghe. Questo sembrerebbe un antico pozzo. Qui si vede subito che si tratta di un nuraghe monotorre e questa dovrebbe essere la scaletta che conduceva al piano superiore. Facciamo la nostra panoramica a 360 gradi. Vedete Tavolara, qui tutta la marina di Olbia, quindi il porto dell'Isola Bianca, principale collegamento della Sardegna con il continente, la cittadina di Olbia. Peccato che sia oscurato un po' il sole, spostiamo verso questa parte e vediamo i monti circostanti. Eccoci qua. Qua in basso vediamo la cinta muraria del nuraghe e questo è ciò che resta del nuraghe. Quindi godeva di una bellissima vista, strategica vista sul golfo di Olbia. I cavi archeologici sono stati svolti negli anni 30. Mentre vi faccio vedere di nuovo il panorama sulla marina di Olbia. Quindi dicevo, sono stati svolti nel 1930 dall'archeologo Levi. Durante gli scavi sono state ritrovate numerose statuette e bronze, e in particolare una statuetta che raffigurava la figura di una donna con a spalle una brocca, quindi un vaso che veniva utilizzato per trasportare l'acqua. Sono seduto ad ammirare l'incantevole veduta sul golfo di Olbia
ascoltiamo la canzone Antica Terranova, il cui testo è stato ideato da noto poeta gallurese Andrea Columbano, nonché fondatore dell'associazione Amico degli Artisti. Si pone l'obiettivo di mantenere viva la passione per la poetica gallurese antica. La voce invece della talentuosa Manuela Senes e la musica di Pino Ambrosio. Un pensiero lontano. Sono ritornato, sarà per sempre, non ti lascio più. Il sole, il cielo, il tuo mare blu. Anche questa motoavventura qui dal Rio Mulino volge al termine. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!